Il successo con la Roma è confermato, no? Inizio campionato, quando la Roma sbagliò a schierare Diawara. No, cioè sì, cioè che mancare altro. È come se Bella Stropa parcheggia in divieto di sosta e poi si lamenta con vigile e dice che bisogno avevo di parcheggiare in divieto di sosta, che c'è parcheggio libero là. Appunto, che bisogno c'era. Ha sbagliato, chi sbaglia ci paga. Questo è quello che penso. Insomma, una sconfitta frutto di errori insomma evitabili. Immagino sia molto arrabbiato. No, cioè guarda, mi godo da matti, guarda, perdere. Cioè quando fai domande così, mi viene voglia di cavarti per lesine di uva. È ovvio, girano ovi. Nel secondo tempo avete davvero schiacciato il Sassuolo sul 2-2. Avevate pensato anche di poterla vincere, no? No, guarda, ho detto ragazzi, dai che facciamo matata e perdiamo. Cioè, quando mi fai domande così, mi viene voglia di ligarti su portapacchi di Palio Weekend e portarti a Osario di Custodio. Cioè, è come quando tu vai a pranzo con tua collega Stropetta, Stropetta, ma simpatica come Beccone di Papatà. Cioè, lei si crede super stropa, no? E lei si dà aria e fa sempre battute su di te quando tu sei seduto vicino a lei. Ti dice, ma non è ora che tu cambi Palio Weekend con Macchinone. E tutte sue amiche ridono, eccetera. Allora tu girano ovi, no? Allora tu tiri frecciatina, no? E dici, ma sbaglio o hai messo su 2-3 kg in culati? Allora vedi che irritazione nella sua faccia, come quando tu hai mangiato massa fraghe, no? E tutti i tuoi amici ridono, allora lei fa altra frecciatina su di te e dice, anche tu hai messo su bella borraccia. Sembri in 4 mesi, sai già se è maschio o femmina, no? E tutte le sue amiche che ridono, allora te girano come palline di flipper, no? Allora fai altra frecciata su di lei e dici, ma che filtro usi tu per tue foto su social? Che sembri di ceramica come bambola che mia nonna metteva in sentone sul letto. Allora vedi sua faccia che lei frise come patatine a roulotte da fogna di Cadidai. Salutiamo il Foglia. Saluti Foglia. E tutti i tuoi amici che ridono, ora tu puoi dare stoccata finale, ma arriva tuo amico simpatico come scheggia di legno massiccio nel mignolino e dice, sì signori miei. Quello non è. No, e dice a te, ma hai sempre avuto denti beige. No! Stanno bene con maioncino. No! Che E tutti che si sbogolano e ridono come quando tu fai gattarisolo al tuo neodino. E tu rimani di sasso come olio sasso. E ti chiedi, ma come mio compagno dà sputanata a me e fa regalo a lei? Allora lei si alza e dice 3-2 pala al centro, ciao ciao. Tu rimani nero come babao e dici a tuo amico, ma come tu hai potuto fare regalo a lei? E lui allarga bracci e dice, scusa non volevo e non ho fatto apposta. Qual è la morale? Non sempre sconfitta è merito di avversaria, soprattutto se hai compagno che fa regali a lei, ma ormai frittata è fatta. Questo è quello che penso. E il mister, ma la diretta l'hai vista con la braghetta color cammello? È bella stroppa o stroppona? Ciao Andrea Dallonigo. Cioè, infatti io il cartellino rosso ho ricevuto proprio perché ho detto, diletta. Però, è braghetta che fa merenda. E lì, tac. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.